Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo ciclo di conferenze con il nostro Tony Soligon, e proporrei subito un applauso per Tony perché è bellissimo vedere. Noi abbiamo cominciato così un po' per caso, insomma, queste iniziative, ed è bellissimo vedere i risultati, insomma, no? Perché andando avanti così dovremmo andare in qualche palazzetto nella Zoppas Arena, perché ecco. Benvenuti dalla cooperativa Terra Fertile. Devo fare questa precisazione, insomma, o questa comunicazione, che la cooperativa non si chiama più Fender, ma dalla scorsa estate si chiama Terra Fertile. È stato un cambio di nome così, un po' quasi un passaggio naturale, un'evoluzione. Infatti prima c'era il nostro progetto di agricoltura sociale e di inserimento lavorativo che si chiamava così. Sapete bene che Vittorio Veneto, il nome Fender è molto abusato e spesso ci confondevano le varie attività, così è stato un processo così che ci ha portato a questa decisione, assolutamente non per rinnegare né il nome né le iniziative che portano questo nome, ma per identificarle meglio. E così vi faccio solo alcune comunicazioni. Avete trovato un volantino, sapete che noi queste iniziative le facciamo anche per la raccolta fondi. Sono tempi in cui appunto abbiamo anche bisogno di fare queste iniziative, e ci tengo a precisare che l'anno scorso, grazie a tutte le iniziative, noi abbiamo raccolto circa 60.000 euro, oltre 60.000 euro. Abbiamo comprato 2 pulmini attrezzati che già corrono per Vittorio Veneto e fanno il loro lavoro. Ne abbiamo ordinato un altro che arriverà a fine mese, per cui sono iniziative che veramente servono, sono molto utili, e insomma con i vostri occhi anche potete eventualmente anche vedere, insomma, dove questi soldi vanno. Per cui quest'anno invece abbiamo proposto una nuova iniziativa che si chiama Il pranzo è servito. Nel volantino trovate un po' tutte le, diciamo, le informazioni, insomma, di questo progetto che riguarda il potenziamento del catering interno della nostra cooperativa. Per cui abbiamo investito in uno chef che ci sta facendo da mangiare per una cinquantina di persone. In tutto, diciamo, abbiamo bisogno di 90 pasti, abbiamo bisogno di attrezzature, di mezzi, e stiamo facendo questa raccolta fondi per fare in modo che tutte le persone che fruiscono dei servizi della cooperativa possono avere il catering interno e il cibo, insomma, prodotto dal nostro chef. Trovate anche un volantino col nostro codice fiscale, per cui il 5 per 1000, ecco, mi riferisco a questo, è un modo molto semplice per aiutare la cooperativa. Lo potete dare al vostro commercialista o al CAF, quelli che vi fanno i CUD, e sono soldi che ci arrivano, anche questi sono soldi buoni, e per cui ecco, insomma, se avete piacere, se non avete altre preferenze, insomma, sapete che qui, insomma, diciamo, questa destinazione, insomma, ci è molto utile e anche ci arriva, possiamo confermare che arriva, insomma, ecco. Anche quest'anno produrremo 2 DVD per le serate di Tony che saranno in vendita, per cui tutte le persone interessate potranno lasciare il proprio contatto all'entrata e prenotarsi, per cui lasciando il proprio indirizzo verrete contattati, e insomma così potrete avere anche il DVD, che sono veramente interessanti. Abbiamo molto interesse, insomma, di avere un archivio soprattutto delle serate di Tony. I pulmini ho detto. Devo anche dirvi che per un disguido le 4 serate, 2 sono di Tony e 2 sono di Lorena Gava, la terza, cioè la prima di Lorena Gava, non si svolgerà qui, ma sarà al Collegio San Giuseppe, per cui dalle Giuseppine. C'è stato un disguido, insomma la sala è stata prenotata da altri, insomma ci siamo capiti male, e per cui succederà questo, che appunto il 26 gennaio, che è un venerdì, la prima conferenza di Lorena la faremo al Collegio San Giuseppe, la quarta invece la faremo qui. Come sempre potete lasciare il vostro indirizzo,
tutte le persone che non l'hanno ancora fatto e che vogliono essere informate delle nostre iniziative lo possono fare lasciando il proprio indirizzo all'ingresso, così vi arriva la newsletter periodica della cooperativa con tutte le iniziative. L'8 di febbraio presso la sede delle Filande al Museo del Baco da Seta abbiamo intenzione di fare una serata dal titolo Gnocchi e frittole, per cui una serata centrata sul carnevale, una serata a prenotazione, per cui anche questo tra qualche giorno vi informeremo e vi daremo le informazioni, per cui una serata centrata appunto sul carnevale veneziano e anche sulle, diciamo, specialità gastronomiche. Da ultimo vi posso anche ricordare che un modo per sostenere la nostra cooperativa è frequentare i nostri negozi. Noi abbiamo la bottega Bio a San Giacomo in via Caviglia 11, è un negozio dove si trova tutta la spesa biologica, ci sono ottimi prodotti, anche molti dei quali di filiera corta, e per cui anche questo è un modo per far girare un po' l'economia locale, insomma in questo caso anche di dare sostegno alla cooperativa, e le attività della cooperativa sono finalizzate alla creazione di posti di lavoro per persone normodotate ma anche svantaggiate. E anche l'erboristeria di Serravalle, sotto i portici, prima della torre dell'orologio sulla sinistra, è un negozio nostro all'interno del quale si possono trovare prodotti della cooperativa La Lioda, per cui una cooperativa di produzione di prodotti erboristici veramente artigianale, molto di alta qualità, con la quale noi collaboriamo da diverso tempo. Stiamo anche noi cominciando delle produzioni erboristiche nei nostri terreni e tra poco avremo anche dei prodotti nostro a marchio Terra Fertile. Infine vi dico che tutte le nostre iniziative, particolarmente questa, sono patrocinate dal comune di Vittorio Veneto, che ci è sempre stato molto vicino, ci ha sempre sostenuto, è sempre stato presente in tutte, veramente tutte le nostre iniziative sono svariate, e per cui io ringrazio veramente la giunta comunale, il consiglio, e chiederei alla dottoressa Uliana di venire qui e fare un saluto a tutti quanti. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimo. Allora, patrocinata anche questa volta, nonostante sui manifesti, e questo lo dico, voi non vedete lo stemma di Vittorio Veneto, ma perché c'è stato un disguido anche su questo. In realtà noi da sempre supportiamo queste iniziative, e com'è possibile non farlo? Nel momento in cui sono arrivata questa sera qui in seminario, devo dire che non credevo ai miei occhi, tutta questa gente per una serata culturale, mi domandavo ma c'è una pop star qui, invece Antonio Soligoma, è veramente incredibile. Allora sicuramente noi non possiamo che essere contenti come amministrazione, io in particolare ovviamente come assessore alla cultura, nell'avere un'associazione come la vostra che è in grado di intercettare quello che è il desiderio di cultura, di un certo tipo di cultura, probabilmente fatta in un determinato modo, che è quella proposta da Antonio Soligon e da Lorena Gava, perché sono assolutamente convinta, conoscendoli, che la differenza fondamentale, ciò che crea l'interesse, ciò che fa sì che tutta questa gente sia uscita questa sera di casa di venerdì, un venerdì qualsiasi, per venire qui ad ascoltare, sia sicuramente il tema vincente, interessante, ma la capacità che noi riconosciamo assolutamente ai due relatori di riuscire a coinvolgere, ad emozionare, e questo riescono a farlo perché entrambi, mi sento di dirlo, non è un complimento, ci credo assolutamente, sono in grado di trasmettere e di comunicare quella che per loro è una grandissima passione. Nel momento in cui c'è questo tipo di comunicazione che passa attraverso questo canale, ecco che si instaura questo rapporto emotivo, comunicativo, che è in grado di richiamare, di sollecitare l'attenzione e appunto di coinvolgere. Io infatti ricordo quando eravate partiti, la prima conferenza che c'è stata, a cui avevo assistito dentro il Museo del Bacco da Seta, tra un attrezzo e l'altro, lì tutti quanti
Ma insomma il numero era abbastanza ristretto, poi man mano aumentava questo numero, allora mi ricordo dove andiamo, cosa facciamo e ci siamo spostati nella scuola elementare Sauro fino a decidere di venire qui, ma appunto probabilmente approderemo al Teatro da Ponte, non so, in qualche, perché se i numeri continuano in questo modo, quindi io faccio tantissimi complimenti ad Antonio e mi auguro che questa operazione continui con te, anche con Lorena, perché riuscire ad attivare l'interesse di un numero così grande di persone ai giorni nostri non è, credo, una cosa assolutamente facile. Quindi grazie a voi, a loro, perché tutto questo possa continuare anche nei prossimi anni. Buon ascolto a tutti. Grazie Antonella. Bene, io ti ringrazio ancora, non mai abbastanza, perché appunto per noi è stata una bellissima occasione, così anche tramite le tue iniziative, le tue conferenze, anche quelle di Lorena, insomma anche di far conoscere le attività della cooperativa, abbiamo avuto della visibilità, abbiamo intercettato persone o persone hanno intercettato la cooperativa che magari per altri motivi, cioè se non ci fosse stato questo motivo non ci sarebbero incontrati, ecco, per cui per noi è veramente un motivo di grande soddisfazione. A te la parola, Tony. Grazie Massimo, grazie all'assessore, grazie a voi. Io sono già molto contento e soddisfatto, potrei anche andare a casa a questo punto, prendo i complimenti e vado via. No. Allora, grazie a Terra Fertile che mi ha invitato per continuare un discorso che è cominciato anni fa. Ed è vero, in questo discorso io ci metto tanta passione, sì, questa è proprio la verità. È la mia passione e condividerla con voi, condividerla con tanti amici, vi assicuro mi scalda il cuore. Grazie ancora di essere qua insieme con me questa sera. E siccome siamo molto allegri, vi propongo un argomento allegro, parliamo di malattie. Il morbo in furia, il titolo è stato scelto perché riprende i famosi versi del Fusinato, forse ve li ricordate, no? Il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola, bandiera bianca. Ma noi con il nostro racconto torneremo molto più indietro nei secoli, ma il morbo in furia ci è sembrato indicativo per queste serate. Vi mostro un telero famoso, un particolare, con la Venezia in preda alla peste del 1630, è un grande telero, è sullo scalone della Scuola Grande di San Rocco, il pittore è Antonio Zanchi, e vediamo i pissigamorti, cioè quelli sti disgraziati, malviventi, delinquenti che non avevano nulla da perdere e che andavano raccattando i morti seminati per la città e caricandoli sulle barche. Ma questo è un discorso che riprenderemo venerdì prossimo, sempre in vena di allegria, parleremo anche di peste. Allora, l'argomento della serata è come davanti a queste grandi epidemie si è organizzato lo Stato veneziano. E qua vi mostro un spissier di Venezia, un farmacista, che sta preparando la più famosa delle medicine del passato e che era la triaca, la terriaca. L'ingrediente principe era il serpente, ma anche di questo parleremo la prossima volta. Tanti spissieri a Venezia. E allora ne approfitto per mostrarvi un quadretto di Pietro Longhi, forse qualcuno se lo ricorda perché compariva sui tubetti del dentifricio d'Urbans parecchi anni fa, non facciamo i conti, insomma parecchi anni fa. E vediamo la bottega del farmacista in Venezia, quadro è molto cupo, non riusciamo, forse bisognerebbe spegnere qualche luce, perché è un peccato perdere i 1000 dettagli con i quali Pietro Longhi anima la sua farmacia. Vediamo il farmacista all'opera, tra i suoi clienti, i spissieri, erano i più famosi d'Europa, i spissieri veneziani, e anche molto ricchi, giravano tutti in Porsche. E vediamo seduto al tavolo, intento a scrivere una ricetta, un medico fisico con tanto di
parrucca. I medici fisici erano quelli che facevano la diagnosi, non ti toccavano tanto, un po' come i medici dei giorni nostri, no? Che ti guardano da distante e fanno la diagnosi. Poi a sporcarsi le mani invece erano i cerusici, il cui mestiere sconfinava anche con quello dei barbieri. Era il cerusico che ti faceva il clisteri, il cerusico, le purghe, il cerusico, i famosi salassi che erano usati moltissimo. Però, nonostante Venezia fosse piena di medici, di spizieri e di barbieri cerusici,